Roberto Fasoli, consigliere regionale del PD e tra i protagonisti sicuramente della nuova legge regionale che è stata approvata recentemente e che riguarda l'ambito del turismo. In questo settore però ci sono ancora altri nodi da risolvere e che devono essere affrontati a livello nazionale. Noi in Veneto credo che abbiamo fatto una buona legge, noi l'abbiamo votata, abbiamo ottenuto le modifiche che chiedevamo, quelle sostanziali, cioè la gestione della destinazione, un'idea di turismo che guardasse alla collaborazione con le regioni e con l'Italia in una prospettiva di gestione coordinata. Alcune cose importanti le abbiamo messe. Adesso la legge del Veneto sta per essere applicata, sono state emanate le prime delibere della giunta regionale che riguardano la gestione della destinazione, gli uffici turistici, i tematismi e quindi vedremo nell'applicazione concreta di fare delle buone cose. Quello che rimane irrisolto, ahimè, ma non era competenza della Regione Veneto, sono delle norme nazionali sulle quali bisognerà assolutamente intervenire, per esempio la disciplina delle locazioni per fini turistici che aggirano abbondantemente tutta la legge, oppure la disciplina dei bed and breakfast che arrivano a fregiarsi di questo nome anche veri e propri alberghi camuffati. Ecco, se non c'è una normativa chiara a livello nazionale, molti del sistema ricettivo, soprattutto del settore alberghiero, che rispettano le regole si troveranno in grandissima difficoltà. Non possiamo permettercelo in una regione che è di gran lunga la prima d'Italia, che vanta un sistema turistico molto importante, ma proprio per questo deve pretendere dal livello nazionale chiarezza sulle regole.